Euroregione.news. Riflessioni di inizio anno del presidente Mauro Bordin. Con il presidente del Consiglio regionale, come consuetudine, abbiamo tirato le somme dello scorso anno e anche le intenzioni e i progetti per l'immediato futuro. Il 2024 è stato un anno molto importante per la nostra regione perché ha visto il Consiglio regionale impegnarsi concretamente attraverso moltissime misure di carattere finanziario. Al di là di quella che è la legge di stabilità approvata per il 2024, poi ci sono stati 2 assestamenti che hanno consentito nel corso dell'intera annata di mettere a disposizione del sistema Friuli circa 7 miliardi e 400 milioni di euro. Si tratta di risorse enormi, significative, che questa regione non ha mai avuto in passato e sono la testimonianza di come l'autonomia in tutti questi anni sia stata esercitata in modo responsabile e attento, e questa responsabilità, questa attenzione ci consentono oggi, grazie anche alla rinegoziazione dei patti finanziari con lo Stato da parte del Presidente Fedriga e alla virtuosità della nostra regione nel suo complesso, di avere risorse importanti, che sono risorse che destiniamo come sempre al territorio, alle imprese, alle famiglie, alle associazioni, ai cittadini, e tantissime sono le misure che sono state approvate in tal senso. L'invito che faccio a tutti è: seguite i siti della regione o del Consiglio regionale, la stampa, le comunicazioni, in modo tale da avere cognizione veramente completa di quelle che sono le opportunità che la nostra regione dà al cittadino, perché tante volte è difficile proprio comprendere quelle che sono le misure che in Friuli Venezia Giulia ci sono, ma se noi andiamo in altre regioni d'Italia non esistono. Cioè il Friuli Venezia Giulia oggi dà delle opportunità che non esistono in altre parti del territorio nazionale, e questo credo che sia la testimonianza di come la nostra regione debba essere in qualche modo intesa come un luogo in cui c'è un'elevata qualità della vita, ma c'è anche un'elevata opportunità di avere servizi di qualità e anche risorse per in qualche modo andare incontro a quelle che sono le esigenze, che possono essere esigenze della famiglia. Pensiamo all'abbattimento del costo del trasporto pubblico locale scolastico, ai contributi per l'asilo nido, alla dote famiglia, o pensiamo anche ai contributi del Turesta per quanto riguarda le giornate di vacanze in Friuli, ma sono anche contributi al mondo delle imprese per l'internazionalizzazione, per la digitalizzazione, per gli investimenti che vadano in qualche modo a riqualificare gli immobili produttivi e l'acquisto di attrezzature e macchinari. Pensiamo al mondo agricolo, pensiamo alle associazioni, cultura, sport, sociale, turismo. Sono settori in cui ci sono tantissimi bandi che danno opportunità alle associazioni del nostro territorio, e quest'anno tra l'altro nel 2025 viene consolidata una misura che è iniziata l'anno scorso e che ha visto per la prima volta il Consiglio regionale essere protagonista di contributi. Per la prima volta nella sua storia, in 60 anni di storia, il Consiglio regionale ha una linea contributiva. Questa linea contributiva è proprio rivolta al mondo dell'associazionismo, alle associazioni, alle parrocchie, alle fondazioni, ai comitati, agli enti senza fine di lucro, e consente a queste realtà per un'iniziativa all'anno di avere un contributo fino a 5.000 euro che permette loro di realizzare questa iniziativa, sostiene queste iniziative e vuole in qualche modo testimoniare la vicinanza del Consiglio regionale a quelle realtà che attraverso le proprie attività, i propri eventi, le proprie manifestazioni, i propri progetti danno vita alle nostre comunità locali. E quindi il volontariato oggi come oggi magari affronta anche momenti talvolta di difficoltà, la burocrazia, le tante pratiche che devono essere fatte, però la Regione ha cercato in questi anni, attraverso strumenti importanti, di dare dei riscontri. Oltre alle linee contributive dei vari settori che dicevo prima, pensiamo alla legge 7 2019, che è la cosiddetta legge Savasagra, che dà contributi per le spese di organizzazione di un evento, una fiera, una festa, una sagra, oppure contributi per le sedi delle associazioni o per le aree feste, oppure per la formazione dei volontari. E ha creato anche lo sportello Accesso Eventi a Villa Manin, dove tutte le associazioni, e non solamente loro, anche gli enti locali, le parrocchie, le fondazioni, i singoli cittadini possono chiamare per chiedere informazioni su come organizzare un evento. Ecco, a questo si è in questo momento affiancato anche questa linea contributiva del Consiglio regionale. Del triennio 2025, 2026, 2027 ci sono 3 milioni di euro all'anno a disposizione delle associazioni, con una procedura molto semplice a sportello che può essere conosciuta e attivata attraverso il sito del Consiglio regionale. Basta in modo molto semplice andare sul sito del Consiglio regionale, c'è il collegamento ai contributi del Consiglio e dentro sono tutte le istruzioni, tutti i moduli e anche i riferimenti dei funzionari a cui possono essere chieste informazioni. Una procedura semplice, una procedura snella che vuole testimoniare il fatto che noi vogliamo dare una mano al mondo del volontariato senza complicazioni, senza quelle difficoltà che magari talvolta loro si trovano a dover affrontare. E naturalmente le risorse che abbiamo investito sono rivolte attraverso questa linea contributiva a dare una mano immediata e concreta, ma sono anche naturalmente risorse utilizzate per gli investimenti.
sono investimenti della regione, sono investimenti degli enti pubblici, sono investimenti dei comuni e sono anche investimenti privati. Ecco, l'investimento è fondamentale perché è quello che consente poi a un territorio di crescere e consente all'economia di in qualche modo svilupparsi. Pertanto noi abbiamo cercato di andare incontro a quelle che sono le richieste che hanno fatto i comuni da soli o anche magari insieme ad altre realtà per cercare di sviluppare progetti sinergici di territorio. Abbiamo cercato di dare l'opportunità alle imprese di investire nella loro crescita e nella possibilità che hanno in qualche modo di aggredire ulteriormente il mercato. Abbiamo naturalmente investito anche attraverso gli enti pubblici, pensiamo ai consorzi, pensiamo sia industriali che magari di bonifica, per cercare di affrontare in qualche modo l'infrastrutturazione nel territorio per quanto riguarda ad esempio la logistica, il trasporto, la movimentazione, ma anche interventi per garantire l'assetto idrogeologico della nostra regione. Sappiamo quanto è importante investire nella sicurezza e quello che succede magari in altre regioni in questi anni e quello che è successo alza l'attenzione su questa tematica e su cui noi siamo particolarmente sensibili. Il 2025 è un'annata che in qualche modo sarà di continuità perché le risorse ci sono, le risorse ci hanno permesso di approvare recentemente in Consiglio regionale una legge di stabilità che per quest'anno in qualche modo già all'inizio conferma le importanti risorse dell'anno scorso, quindi le diverse direzioni regionali potranno già ad oggi operare con tantissime disponibilità per cercare di dare risposte tempestive ai cittadini. Naturalmente il nostro compito è quello comunque di continuare giorno dopo giorno ad essere presenti sui territori, a confrontarci con le persone, a confrontarci con i nostri stakeholders, a confrontarci con i nostri cittadini e soprattutto cercare di trasmettere loro l'impressione di istituzioni vicine, istituzioni presenti, istituzioni che non si chiudono magari in un palazzo, in una sede istituzionale e decidono, ma istituzioni che in qualche modo nel momento in cui decidono ascoltano e poi una decisione va sempre presa, però in ogni caso è sempre utile ascoltare tutte le posizioni, tutte le voci e anche tutte le idee, le proposte, le critiche che possono pervenire dai nostri territori. Questo è l'obiettivo che cerchiamo di concretizzare, l'obiettivo che personalmente cerco di portare avanti. Io amo essere sul territorio, amo essere all'interno della comunità regionale, amo conoscere le realtà della nostra regione, anche le bellezze della nostra regione e parlare con le persone perché è lo strumento attraverso il quale nascono le idee e nascono le misure che noi a livello di Consiglio regionale possiamo adottare per dare poi delle risposte ai cittadini. Non sempre ci riusciamo, talvolta sbagliamo, però l'impegno deve essere sempre quello di essere attenti a quello che in qualche modo ci succede e quello che in qualche modo avviene all'interno della nostra comunità. Pertanto l'invito che faccio ai cittadini è sempre: non abbiate timore di parlare con la politica, di rivolgervi alla politica, di essere un momento di stimolo e di critica anche alla politica, perché noi ne abbiamo assolutamente bisogno, perché poi è quello che crea anche la credibilità della politica, perché se il cittadino sente la politica vicina, la politica può riacquisire quella credibilità che magari nel tempo si è affievolita e che talvolta rappresenta anche un dramma, perché poca credibilità significa anche poca capacità di decidere. Per fortuna nella nostra regione la politica ha un grado di forza e di credibilità superiore magari a quella che può avere in questo momento la politica nazionale, che è molto spesso attaccata, però io invito tutti veramente ad essere sì critici quando serve, ma a ricordare che demolire un sistema non aiuta a prendere decisioni migliori, cioè non è nell'interesse di nessuno, quindi cercare in qualche modo di essere di stimolo e di critica, ma soprattutto in qualche modo considerare l'importanza che qualcuno prenda le decisioni è fondamentale per consentire a queste realtà e a queste istituzioni di avere la forza per farlo al meglio. E i prossimi mesi saranno mesi in cui in Consiglio regionale arriveranno ulteriori proposte di legge, penso alla materia del commercio, alla materia del turismo, sicuramente l'aspetto finanziario sarà ancora preponderante, quindi ci sarà un assestamento di bilancio a luglio di importante peso, senza poi considerare il lavoro che porterà alla legge di stabilità del prossimo dicembre. Altre misure di settore sia di iniziativa consigliare che di giunta sono in fase di elaborazione. L'obiettivo è quello di continuare a lavorare insieme anche con la diversità di posizioni, ma con rispetto reciproco, e questo io chiedo a tutte le forze politiche che appartengono al Consiglio regionale. Le differenze ci sono, le idee diverse ci sono, però l'approccio deve essere sempre di rispetto reciproco, perché è fondamentale per riuscire in qualche modo, attraverso anche la collaborazione in alcuni casi, a prendere le decisioni migliori.
L'augurio che io rivolgo a tutti i cittadini del Friuli Venezia Giulia è di riuscire in questo anno ad essere protagonisti nel loro ambito lavorativo, professionale, personale, e di riuscire in qualche modo anche a soffermarsi ogni tanto a pensare a quanto il Friuli Venezia Giulia sia una regione che in qualche modo li deve rendere orgogliosi. Cioè essere cittadini del Friuli Venezia Giulia deve essere un qualcosa che noi sentiamo con grande moto di orgoglio e di senso di responsabilità. E anche con piacere, perché io comprendo che talvolta le criticità, le difficoltà, gli affanni della vita quotidiana ci portano a riflessioni diverse, però avendo avuto anche la possibilità in questi mesi di confrontarmi con tante persone di altre regioni, di altre nazioni, con i nostri corregionali all'estero, ecco, io quello che ho percepito è che comunque il Friuli Venezia Giulia è oggi una regione che è rispettata, una regione che è considerata un modello, una regione da cui sono partite nel corso degli anni delle realtà che sono oggi in qualche modo copiate e imitate anche in altre parti d'Italia, e nel mondo comunque l'essere cittadino del Friuli Venezia Giulia è un qualcosa che ci dà grandissima stima da parte di chi magari è lontano ma in qualche modo segue poi le vicende della nostra regione. Chiaramente vogliamo essere conosciuti di più ed è questo il motivo per cui abbiamo lavorato in questi anni tantissimo sul brand Io sono Friuli Venezia Giulia e su tutte le misure che permettono di promuovere la nostra regione, perché crediamo che sia una regione che dà opportunità, una regione ricca, una regione bella, una regione che può offrire tantissimo, ma una regione che ha bisogno di essere conosciuta di più. I dati che abbiamo in questi mesi sono positivi, testimoniano che questa operazione in qualche modo ci ha permesso di essere più apprezzati e conosciuti, e anche dal punto di vista turistico i numeri che in qualche modo abbiamo avuto possibilità di analizzare ci stanno dando ragione. Quindi questo è un lavoro che fa l'istituzione regione, ma un lavoro che possiamo fare tutti noi giorno dopo giorno, quando parliamo con un parente lontano, andiamo magari in vacanza da qualche parte, ecco, parlare sempre con un grandissimo orgoglio, con grandissimo senso di appartenenza della nostra regione, perché in questo modo non solamente riusciamo in qualche modo a sentirci noi parte di una grandissima famiglia forte, ma riusciamo in qualche modo a far crescere ulteriormente il nostro territorio. Lavoriamo insieme e sono convinto che attraverso questo percorso riusciremo a creare le coesioni per una grande crescita della nostra regione e per noi stessi. Grazie e speriamo che il 2025 sia veramente un anno di grandissima soddisfazione per tutti. Da Udine per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione.news